Vice governatore Anzil ha presentato la nuova edizione di No Borders Music Festival, una edizione all'insegna della sostenibilità, della natura, dell'ambiente, della tutela del territorio, un evento importante con grandi nomi della musica nazionale e internazionale, con un indotto che può arrivare fino a 6 milioni di euro. Esatto, questi sono alcuni dei meriti di questo festival No Borders, che ha peraltro interpretato in anticipo quello che sarebbe stato il futuro, e cioè la modifica del significato del termine stesso di confine, che da termine, fine di qualcosa o di chiusura rispetto a chi sta dall'altra parte si è ora trasformato in opportunità. Capita delle volte che il significato delle parole muti in tutto in parte nel tempo, lo è avvenuto proprio per questo, e la nostra stessa regione, che un tempo era il presidio del confine orientale, ora viceversa si trova, pur senza essersi spostata, al centro del cuore dell'Europa. E questo festival infatti ha inteso che si può ragionare anche senza confini, sia in termini di genere musicale anche in termini geografici, e lo ha fatto proponendo una serie di eventi di alto spessore musicale e culturale in armonia con l'ambiente nel quale si svolge, e per tutte queste ragioni la Regione è orgogliosa di esserne partner, di esserlo stato in passato e lo sarà sicuramente anche in futuro.